eccoci anche oggi insieme. L'ospite in studio è Roberta Cozza, che è la presidente della Federazione Comunicazione di Confartigianato Imprese del Veneto, dove nello specifico rappresenta la categoria dei fotografi, di cui è anche responsabile. In questa puntata parleremo in particolare di un settore in fortissima crisi, che è quella dei matrimoni, wedding, come adesso è di moda dire. Partirei però da un comunicato del novembre scorso in cui lei denunciava in particolare la grave situazione dei fotografi nel caso specifico. Almeno per questa categoria è migliorato qualcosa, è cambiato qualcosa? Allora, diciamo che la categoria fotografi non era stata compresa nel decreto Ristori bis, il primo decreto Ristori, pur essendo una categoria fortemente colpita dalla crisi data dalla pandemia. I fotografi fondamentalmente si rivolgono verso tutto quel comparto che è stato chiuso, quindi gli eventi, le manifestazioni, le cerimonie, e nel primo decreto Ristori bis non era stato compreso il codice Ateco, perché fino a poco tempo fa si ragionava per codice Ateco. Conseguentemente una categoria già molto colpita dalla crisi, già molto colpita da tutta questa situazione della pandemia, era stata esclusa praticamente completamente da questo decreto. Insieme con tutto il gruppo di Confartigianato regionale abbiamo visto corretto il fatto di denunciare questa mancanza. Infatti diciamo che da allora è cambiato il fatto che siano stati compresi e alcuni codici Ateco, non tutti, perché sapete che anche nella fotografia ci sono, in base a quello di cui si occupa il fotografo, ci sono codici Ateco specifici, alcuni sono stati inseriti. Cosa che non è successo per chiamiamolo così, il ristoro a livello regionale, perché anche la Regione Veneto ha inserito un ristoro, si sono rivisti i codici Ateco e non tutte le categorie di fotografi sono riusciti ad entrare in questo bando, chiamiamolo così, di ristori e di aiuti. Sperando di non metterla in difficoltà, ma quali sono le categorie che non hanno goduto di alcun sussidio? Si parla di proprio codici Ateco specifici, alcune... Un esempio per capire. Per esempio mi viene i cosiddetti stampatori, cioè la fotografia è divisa tra chi svolge l'esercizio di fotografo e chi svolgeva in passato, perché i codici Ateco sono codici abbastanza vecchi, a chi svolgeva, non so, l'attività di stampatore, che adesso comunque sta andando in estinzione, sta andando in estinzione purtroppo. Oppure aveva laboratori fotografici. Ecco, alcuni sono stati inseriti, altri no. Però diciamo che oggi la categoria è totalmente in crisi. Non abbiamo, cioè, purtroppo non c'è una categoria che gode di di bellezza e ricchezza, ma abbiamo una categoria che è abbastanza provata. Allora, se la categoria è in crisi, in difficoltà, e vedo che i dati sono peggiori del 2020, leggo. Purtroppo sì, in questo inizio d'anno. Purtroppo sì, in questo inizio d'anno sono peggiori del 2020, perché diciamo che mentre nel 2020 la situazione era, allora per quanto, logicamente è stato un fulmine a ciel sereno per tutti, di conseguenza abbiamo affrontato la situazione tutti come nella maniera più creativa, dato che i fotografi sono creativi, nella maniera più creativa possibile. Allora, se da una parte il comparto, per esempio commerciale, non subito, ma diciamo la seconda metà dell'anno, quando parlo di comparto commerciale, parlo di tutti quei fotografi che lavorano nell'ambito commerciale, quindi nelle immagini per le aziende, per i siti web, per i social, sapete che sono esplosi, quindi comunque diciamo hanno limitato le perdite, non è che abbiano aumentato la loro redditività, ma sicuramente hanno contenuto le perdite. Esatto. Dall'altra parte tutto quel comparto che riguarda invece cerimonie, abbiamo detto wedding, che oggi, proprio in questi giorni, ci sono state grossissime manifestazioni proprio per il comparto wedding in tutte le piazze d'Italia. Tutta quella parte che riguarda la fotografia turistica, per esempio, il turismo non c'è più, di conseguenza tutti i fotografi che si occupavano in quell'ambito sono fortemente in crisi, oppure la fotografia di cerimonie, pensiamo alle fiere, convegni, eventi, sfilate. Allora, il fotografo fondamentalmente entra a lavorare in tutti questi comparti che sono fondamentalmente quelli più in crisi. E dicevamo che se mentre da una parte la parte commerciale è riuscita a tenere un po', tutta quella parte che si occupa di fiere, eventi, cerimonie è crollata totalmente.
Allora, mentre l'anno scorso comunque c'era la fiducia, no? Andrà tutto bene, c'era appunto questa fiducia nel futuro, nel fatto che comunque anche gli eventi fossero solo spostati, rimandati durante l'estate, e tutte quelle persone che hanno spostato gli eventi nella fascia, diciamo, da giugno a settembre, effettivamente sono riusciti a lavorare giugno, luglio, agosto, settembre, 4 mesi in un anno, quindi se facciamo un po' i conti, comunque il comparto è in crisi. Quest'anno l'incertezza è pazzesca perché, primo, non ci sono regole ancora certe di quando si potranno ricominciare gli eventi privati. Non abbiamo ancora la certezza fondamentalmente che il comparto riparta. E altra cosa, giustamente, siccome noi abbiamo a che fare fondamentalmente con privati, i privati altrettanto incerti, quindi a massima empatia nei confronti di queste persone che continuano a spostare, se non a spostare appunto i matrimoni, gli eventi, se non a decidere di non sposarsi più fin tanto che la situazione non cambia. Quindi è peggiore dell'anno scorso perché oggi non andrà tutto bene, ma siamo nell'incertezza più totale. Quindi la richiesta è stata sia nelle richieste che abbiamo fatto da parte di Confartigianato nazionale, logicamente perché noi siamo Confartigianato del Veneto ma ci relazioniamo sempre a livello nazionale, il fatto che ci siano delle date certe, dei protocolli che possono essere condivisi da tutti, ma che ci possa essere un qualcosa, qualsiasi cosa, che possa in qualche maniera farci capire se possiamo ricominciare a lavorare adesso, oppure dobbiamo spostare quest'estate, oppure dobbiamo spostare al prossimo anno. Lei è una fotografa del wedding? Io sono anche fotografa di wedding, sì. Ha dovuto reinventarsi. Allora, diciamo che io lavoro abbastanza nel territorio. Io sono di Vicenza, lavoro nel territorio e fondamentalmente l'anno scorso io ho visto dimezzare il mio fatturato wedding. Beh, perché voi già fortunata perché... Sì, infatti stavo dicendo che fondamentalmente da noi ci si sposa d'estate e da luglio a settembre diciamo è lo zoccolo duro, e devo dire che sono stata molto fortunata perché i miei clienti avevano deciso comunque di sposarsi. L'anno scorso i protocolli erano certi, ci si poteva sposare con la distanza nelle celebrazioni religiose oppure quelle civili con le regole che valgono per la chiesa oppure esatto, per gli invitati. Si poteva tranquillamente fare i banchetti di nozze in base alla capienza del ristorante, della villa, sa che da noi ci sono anche molte ville che fanno questo tipo di servizio, però comunque si sapeva che i numeri erano sicuramente inferiori rispetto a magari l'aspettativa degli sposi, ma anche di altri eventi, di feste private, diciamo, perché ci sono anche tutto quel comparto delle feste private, però si poteva fare. Oggi sinceramente le dico che a parte che non abbiamo richieste di nuovi eventi, quindi di solito un fotografo che si occupa di diciamo pure matrimoni o comunque feste lavora con un 6 mesi, un anno di anticipo. Sì, infatti che sono eventi che vanno programmati. Sono eventi che vanno programmati a lungo termine. Oggi ci sono pochissimissime richieste di eventi di questo genere qua. In più sono tutti micro eventi, quelle persone che magari decidono di sposarsi comunque, ma sono in 10 persone solo la famiglia. Quindi manca tutto la programmazione. In più, proprio per questi motivi che le dicevo prima, non ci sono regole certe, le persone non sanno se potranno sposarsi e andare a mangiare nella loro villa, non sanno se potranno avere 100 persone o dovranno restringere a 50, quindi la maggior parte sta tentando di spostare tutti questi eventi a prossimo anno, sinceramente il prossimo anno. Abbiamo date opzionate per già il prossimo anno. No, infatti ha perfettamente ragione, perché la percezione che abbiamo è quella che si stia andando verso una progressiva ripresa, almeno c'è un po' di entusiasmo sperando che il peggio sia passato. In realtà per comparti come il vostro significa perdere un altro anno di lavoro. Sentivo ieri degli operatori dello spettacolo, ma c'è presente questo, cioè i grandi eventi si organizzano con un anno di anticipo, non adesso per domani. Con una battuta che ho fatto ancora, mi pare fosse
settembre dell'anno scorso, che ho fatto appunto in Confartigianato con i miei colleghi, perché ci siamo riuniti anche nel comparto vero e proprio degli eventi, quindi i responsabili della ristorazione piuttosto che delle ville, piuttosto che anche dei trasporti, eccetera. Io ho fatto una battuta, ho detto: guardate ragazzi, che se noi riusciamo a fare il reddito che abbiamo fatto nel 2019, riusciamo a farlo nei 2 anni, nel biennio 2020-2021, saremo molto fortunati. Purtroppo si sta avverando, ripeto, il 2021 è cominciato veramente molto. Allora voglio dire, se riuscite a farlo in 2 anni quello di uno, ha detto siete fortunati, e che mi pare che abbia il timore di non riuscire, esatto, che il settore non ci riesca, insomma. Esatto. Un'ultima cosa prima di concludere, vedo che c'è anche una sorta di appello ad una responsabilità da parte di coloro che hanno prenotato, perché leggo, sembra che negli ultimi mesi si verifichino richieste di disdetta delle cerimonie e quindi di restituzione di importi versati dal cliente a titolo di caparra. E quindi c'è, insomma, purtroppo sì, un problema nel problema. Un problema nel problema, purtroppo sì, e questo, le dico, non è solo a livello nostro regionale, ma a livello di tutta Italia, anche perché una buona parte del wedding, parlo in Italia, ma in Veneto ancora di più, perché non dimentichiamoci che il Veneto è la regione che ha più turismo in assoluto. Noi abbiamo tantissimo turismo straniero che arriva in Italia per sposarsi. Pensiamo a Venezia, pensiamo al Lago di Garda, Verona con Giulietta Romao, ma veramente un comparto importante è quello del wedding straniero in Italia e in particolar modo nel Veneto. Quindi praticamente non venendo più a sposarsi in Italia, succede appunto questa problematica che magari matrimoni prenotati nel 2020, spostati nel 2021, gli stranieri decidono appunto di non rinunciare a questo punto. Di rinunciare al matrimonio o comunque il fatto di spostarsi, e richiedono appunto la restituzione della caparra, che per legge, a meno che non ci sia causa forza maggiore, la causa forza maggiore c'è stata solo ed esclusivamente durante il lockdown, in cui non si potevano celebrare i matrimoni e tutti gli eventi. Oggi non c'è più quella clausola lì, però comunque si comincia ad andare per vie legali, perché da una parte la legge prevede appunto che la restituzione della caparra sia a discrezione del fotografo dopo 1 anno, se appunto non c'è questa clausola, però comunque capisce bene che comincia a diventare anche problematico. Capisco che metta in difficoltà il professionista, perché magari, insomma, la situazione è difficile per tutti, quindi magari quella caparra insomma, in qualche maniera può essere servita anche per tirare avanti. D'altronde capisco anche che magari uno straniero deve venire in Italia e per sposarsi deve farsi magari una quarantena ci pensa oggettivamente. Diciamo che siamo in una situazione in cui è tutto vero, è tutto assolutamente plausibile, dobbiamo essere tutti quanti bisognerebbe empatici, essere solidali. Esatto, solidali. Allora diciamo che la problematica più grande è anche che se una persona mi occupa una data, e ripeto come dicevo prima, qui ci si sposa fondamentalmente di sabato e io magari rinuncio ad altri lavori, capisce bene che questo comincia a diventare proprio anche un problema tecnico. Ho rinunciato ad altri lavori, in più mi chiedono la restituzione della caparra. Sì, è un po' una guerra fra poveri. È una guerra fra poveri, purtroppo è proprio così. Ha detto le parole corrette. Grazie a Roberta Cozza, non so che cosa dire alla fine, viene da dire forza, insomma, perché qua... Diciamo che devo spezzare una lancia in favore della categoria, ci siamo assolutamente, nonostante le difficoltà e tutto quello che sta succedendo, i miei colleghi sono stati molto bravi perché siamo andati avanti con formazione, ci stiamo specializzando, alta specializzazione, il fotografo sta diventando anche consulente, di conseguenza diciamo che nel mancato lavoro ci stiamo tutti impegnando per mettere in campo quell'upgrade che è necessario fare in tutti i lavori e che oggi più che mai il fotografo, lavorando anche con il digitale, ne sente la necessità. Insomma, teniamo duro, tenete duro. Ciascuno cerchi di fare la propria parte. Grazie a Roberta Cozza, che ricordo essere la Presidente della Federazione Comunicazione di Confartigianato Imprese del Veneto, dove rappresenta in particolare la categoria dei fotografi. Grazie. A voi, alla prossima.